Ben ritrovati ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento settimanale con la rubrica Qui Udine. Dall'Europa arrivano al Friuli Venezia Giulia 900 milioni di euro con il PNRR, Udine ne dovrebbe ricevere una ventina. Soddisfatto il primo cittadino Pietro Fontanini che punta alla realizzazione di diverse opere, tra le quali la sistemazione delle cavalcavia Simonetti, il cinema Odeon e a investimenti sul piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Da RFI attende invece 150 milioni di euro per spostare il tracciato della ferrovia ed eliminare i passaggi a livello che dividono la città. Sono 900 i milioni di euro attesi in Friuli Venezia Giulia dal PNRR. Udine invece spera di riceverne almeno una ventina. Stiamo preparando le opere che abbiamo a disposizione, che chiediamo il finanziamento per la realizzazione di queste opere. Faccio qualche esempio: il cavalcavia Simonetti, che collega in pratica via Piazzale d'Annunzio con via Pradamano e viale Palmanova, è un'opera su cui bisogna intervenire perché ha problemi strutturali. Poi ci sono una serie di iniziative che riguardano la cultura, ad esempio l'Odeon, siamo pronti per acquistarlo, però bisogna ristrutturarlo, anche lì sono necessari, abbiamo preventivato 2 milioni di euro per la sistemazione dell'ex Odeon. Abbiamo poi anche altre cose da finanziare, ad esempio il PEBA, che è il progetto per il superamento delle barriere architettoniche in città. Anche lì per fare un certo numero di opere avremo necessità di avere 1,5 milioni di euro. L'interramento della ferrovia è una cosa ad hoc e lì l'impegno è molto alto, perché lì stiamo parlando di 600 milioni di euro, ma quelli sono fondi che dovrebbero portare le ferrovie. Come le ferrovie aspettiamo, questo sì, in tempi rapidi, il finanziamento di 150 milioni per la realizzazione della variante esterna, per permettere in pratica di chiudere i 4 passaggi a livello. Ammonta a 360.000 euro l'importo stabilito dalla Giunta di Udine per aiutare con l'abbattimento dei canoni di locazione attività commerciali e associazioni cittadine che operano all'interno di immobili di proprietà del Comune che si sono trovate in difficoltà a causa dell'emergenza Covid. È di 250.000 euro a favore di una trentina di attività produttive e di 150.000 euro per una novantina di associazioni, l'una tantum prevista dal Comune di Udine per abbattere il canone d'affitto e agevolare quanti operano in ambienti in locazione di proprietà dello stesso Comune e che si sono trovati in difficoltà a causa dell'emergenza Covid. Una sorta di ristoro dato in che termini? Nei termini di una agevolazione una tantum, quindi una sorta di contributo per l'abbattimento dei canoni di locazione. Il Comune come proprietario può fare una manovra di questo tipo, quindi tenendo conto delle difficoltà che le associazioni hanno dichiarato di avere, perché molto spesso hanno scritto al Comune per avere un abbattimento del canone, associazioni di ogni tipo che comunque si trovano all'interno di immobili che sono di proprietà comunale, e anche le attività commerciali. Anche ieri la sottoscritta ha ricevuto una comunicazione così accalorata di una imprenditrice, e in questi mesi appunto si è lavorato per destinare questi fondi, quindi abbiamo utilizzato una parte di quelli che sono i fondi del fondone Covid per appunto dare questo tipo di agevolazione. Inaugurato in Piazzetta Belloni a Udine il Temporary Store, progetto promosso da Confartigianato Imprese, CNA e Unione Regionale Economica Slovena, sostenuta da CATA, Artigianato e FVG e dalla Regione per promuovere e valorizzare le produzioni artigiane locali. Compra in bottega comprende il negozio con i prodotti di 28 imprese artigiane dei settori moda, artigianato, artistico e del food, mentre la vetrina digitale ne presenta 52. Sono iniziative importantissime, devo ringraziare la Confartigianato e il CATA per questo splendido regalo che ci hanno fatto, perché nel cuore della città di Udine, a fianco qua dei giardini di Palazzo Maurburgo, hanno aperto questo temporary shop che noi ci auguriamo diventi poi definitivo, ospitando tantissime imprese artigiane e lanciando un messaggio importantissimo: compro in bottega.
che vuole valorizzare le eccellenze artigianali di tutta la nostra regione, con la possibilità anche di utilizzare le moderne tecnologie online per commercializzare i loro prodotti, quindi iniziative che speriamo diano continuità e stiano soprattutto un messaggio positivo ai tanti cittadini udinesi, ai tanti turisti e ai tanti visitatori. Per gli artigiani avere una vetrina in pianta stabile in città sarebbe importante. Beh, è il prossimo obiettivo. Adesso l'abbiamo fatto sempre in prossimità, l'abbiamo fatto quest'anno in prossimità delle feste natalizie, l'abbiamo fatto nel centro di Udine, diciamo anche in concomitanza con un grosso evento della mostra degli impressionisti, e quindi il nostro obiettivo è renderla stabile, però le difficoltà non ci nascondiamo che sono abbastanza grandi, ma cercheremo di risolverlo, perché questo di oggi è stato un segnale importante. Quest'anno finalmente siamo riusciti ad avere una location fisica dove siamo in 28, 5 dell'alimentare, 11 della moda e 12 dell'artistico, e finalmente grazie al CATA, al sostegno della Regione dunque e all'aiuto di tutti gli artigiani regionali siamo riusciti ad essere presenti e a creare questo meraviglioso negozio. Grazie alla Regione, attraverso il CATA, questi fondi vanno a evidenziare il grande patrimonio che abbiamo noi nell'artigianato. L'artigianato in senso lato è la spina dorsale della nostra economia, ma qui in questa vetrina, è tangibile ma anche virtuale, possiamo toccare in mano, emozionandoci, tutti quei prodotti che possono rendere diversa una giornata piuttosto che una festa. Godia ha la sua nuova piazza, è stato da poco completato il restyling del selciato, a breve l'inaugurazione, più resistente grazie all'asfalto stampato. Manca solo il taglio del nastro, poi la nuova piazza di Godia sarà ufficialmente riaffidata ai suoi residenti e riaperta alle auto. Sono terminati i lavori di stampa e resinatura che hanno portato alla completa ripavimentazione del piazzale principale del quartiere a nord-est di Udine, tra via Liguria e via Genova. Il costo di realizzazione è stato di circa 100.000 euro. La pavimentazione era attesa da anni ed era stata chiesta a gran voce dal Consiglio di Godia Beivars al vice sindaco con delega ai lavori pubblici Loris Michelini. La piazza infatti versava in precarie condizioni a causa del transito di bus e mezzi pesanti e non era più funzionale per le attività e le manifestazioni del quartiere, tra le quali ricordiamo la nota sagra delle patate. L'asfalto drenante stampato è stato scelto dal progettista per permettere una maggiore durata, scongiurerà nuovi cedimenti e grazie alle pendenze permetterà un migliore scolo delle acque. Una quindicina di posti auto a disposizione, gli stalli saranno utilizzabili gratuitamente per un massimo di 90 minuti, previa esposizione del disco orario. Mantenuta infine la fermata dell'autobus che presto sarà dotata di una nuova pensilina. Anche Udine avrà i suoi campi di padel, lo sport di origine messicana che unisce la qualità del tennis a una maggiore facilità di apprendimento e di gioco e un minore dispendio di spazio e strutture. Ne saranno realizzati 2 a Paderno. A Udine arriva una nuova struttura dedicata al padel. Oggi l'amministrazione comunale ha messo le basi per il progetto di 2 nuovi campi. Il padel, come sapete, è un gioco che è nato in Messico, poi si è esteso un po' dappertutto, in Europa, adesso sta prendendo sempre più piede. Non era pensabile che Udine non avesse una struttura pubblica comunale dedicata al padel. Abbiamo costruito i presupposti per approvare oggi il progetto di fattibilità, che è all'interno del campi dove sono attualmente gestiti i campi di tennis in via del Maglio. È una parte laterale, quindi non va sicuramente a interrompere quello che è l'attività propedeutica proprio dell'associazione, degli amici del tennis, ma sicuramente va a confinare con quello del rugby che è lì vicino e dà una possibilità di poter avere una struttura completa, quello che è anche della federazione, quindi abbiamo già tutti i presupposti per poter realizzare questi 2 impianti di padel fortemente, dobbiamo dire, richiesti da parte di tanti utenti.
Dopo la pausa dello scorso anno dovuta all'emergenza Covid, ritorna in piazza Primo Maggio a Udine la Fiera di Santa Caterina prevista dal 25 al 28 novembre con quasi 300 espositori. Si potrà accedere alla piazza solo muniti di Green Pass e passando per 3 ingressi controllati. Dal 25 al 28 novembre ritorna in Zardin Grant a Udine la Fiera di Santa Caterina dopo la pausa dello scorso anno dovuta all'emergenza Covid. Per i lavori d'allestimento e disallestimento dell'impianto elettrico a servizio degli operatori della fiera ci saranno delle limitazioni al traffico veicolare da mercoledì 17 a mercoledì 24 novembre e lunedì 29 novembre in maniera progressiva. Saranno presenti oltre 330 bancarelle, quindi un motivo di richiamo per tante famiglie e per tanti bambini, ma naturalmente l'attenzione sarà sul tema Covid e quindi è stato predisposto un piano sicurezza assieme alle autorità che prevede 3 varchi d'accesso e un attento controllo ai Green Pass in modo proprio da prevenire che si possa svolgere questa manifestazione che appunto è un momento anche di gioia, è un piacere inoltrarsi fra le bancarelle per fare tanti acquisti, ma sempre con grande attenzione alla prevenzione in tema di Covid. I 3 accessi alla Fiera di Santa Caterina saranno in Viale della Vittoria, Via Manin e Via Prachiuso. Sono previsti questi varchi di accesso con del personale preposto ai controlli e quindi ci auguriamo che il grande senso di responsabilità che hanno sempre dimostrato i cittadini e i turisti che hanno frequentato anche le precedenti manifestazioni, penso a Friuli d'Or, ci sia anche in occasione di questo momento di festa e pertanto che tutto si svolga in modo assolutamente regolare. E con questo è tutto, appuntamento alla prossima settimana, sempre con la rubrica di informazione qui Udine.